Notizia più attesa per i tifosi del Venezia: il Consiglio federale della FIGC esclude il Palermo dalla Serie B e riammette i lagunari. I vertici della società: era quello che aspettavamo, ora si riparte per una nuova avventura. Processo Mose, in appello confermate le pene di primo grado. L'ex sindaco di Venezia Orsoni e l'ex presidente del magistrato alle acque Piva non hanno vista riconosciuta l'assoluzione piena. Mamma denuncia abusi sul figlio in comunità, ha suscitato scalpore la nostra intervista di ieri. Dopo il servizio è arrivata la convocazione dagli assistenti sociali. Resta la rabbia ma non c'è rassegnazione, l'autonomia si deve fare. Il giorno dopo lo strappo a Roma il governatore Zaia incalza il premier Conte: basta agitare il tema degli interessi nazionali, col nostro progetto sono garantiti. L'applicazione del regionalismo differenziato comporterebbe un incremento del bilancio di oltre 3 miliardi per il Veneto tra spesa diretta e fondi agli enti locali, il dato dell'osservatorio economico CNA. Si parte stasera confidando nel tempo con l'Home Festival al Parco di San Giuliano, i consigli della polizia locale sulla viabilità. Operazione in Florida, il piccolo Joe è uscito dalla sala operatoria, tutto è andato per il meglio. Il videomessaggio di mamma Erika girato in ospedale con il bimbo. Buonasera, ben ritrovati con l'informazione di Antenna 3 Venezia. In apertura lo avete sentito, la notizia tanto attesa per cui ci si batte da tempo: il Venezia è stato ripescato e torna in Serie B. Il Venezia FC torna in Serie B. Il Consiglio federale della FIGC ha decretato l'esclusione dal campionato 2019-2020 del Palermo a causa delle gravi inadempienze evidenziate dal club rosanero all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, restituendo così al Venezia il posto che aveva perso a causa delle ultime vicissitudini al centro di numerose polemiche. Ritorniamo nella categoria che ci compete. Dopo 2 mesi difficili, 2 mesi in cui è stato difficile gestire questa situazione perché siamo stati spostati da una lega all'altra per vicissitudini in cui noi poco potevamo incidere, e finalmente abbiamo l'ufficialità per la nuova stagione. Il Venezia di mister Cosmi era retrocesso in C dopo aver perso i play-out contro la Salernitana. Play-out che non si sarebbero dovuti disputare perché la squadra era già stata dichiarata salva. Ora si riparte sotto la guida di Alessio Dionisi. Ripartiamo consapevoli di tutto quello che è stato fatto per mantenere questa categoria, e cercheremo adesso di concentrarci sulla nuova stagione. La squadra è partita oggi per il ritiro di Mezzana in Val di Sole, e la squadra oggi è ancora al 50-60% per la parte di allestimento della squadra. Il direttore sportivo sta lavorando per completare la rosa con degli elementi importanti, e quindi siamo fiduciosi di arrivare alla prima partita in Coppa Italia con la squadra definita al 90%. La Corte d'Appello di Venezia ha deciso in merito al secondo grado di giudizio del processo Mose, accogliendo di fatto le richieste della Procura Generale. L'ex sindaco di Venezia, Giorgio Orsoni, e l'ex presidente del magistrato alle acque, Maria Giovanna Piva, non hanno vista riconosciuta l'assoluzione piena. Per loro rimane l'assoluzione per una parte dei capi d'accusa e il reato prescritto per gli altri, come era avvenuto in primo grado. Il collegio ha dichiarato il non doversi procedere per l'ex ministro Altero Matteoli, ritenendo il reato estinto per morte dell'imputato e revocando le corrispondenti situazioni civili. Per l'imprenditore Erasmo 5 viene confermata la condanna a 4 anni per corruzione, ma gli viene ridotta la confisca di beni a 9 milioni di euro. Ha suscitato scalpore la storia che vi abbiamo raccontato ieri, quella di una mamma che denuncia mancanza di controlli nella comunità dove si trova il figlio minorenne, che avrebbe subito abusi da un compagno più grande, e dopo l'uscita del nostro servizio la convocazione dagli assistenti sociali. Una convocazione d'urgenza per discutere del nuovo progetto di cura e protezione di suo figlio. All'indomani della denuncia di una mamma ai nostri microfoni su presunti abusi sessuali che il figlio tredicenne avrebbe subito da un ragazzo poco più grande, ospite della stessa comunità in cui il ragazzino si trova dal 2013 per problemi familiari, la signora è stata dunque contattata da un assistente sociale per un incontro la prossima settimana. Le dichiarazioni della mamma evidentemente non sono passate inascoltate. È un dolore grande. È un dolore troppo grande, perché io ho visto mio figlio quanto male stare e nessuno ha fatto niente.
a partire dai servizi sociali, anche il neuropsichiatra che quando mio figlio stava male, proprio per queste cose, non ha fatto altro che imbottirlo di psicofarmaci. Dopo il racconto del figlio, la mamma aveva presentato denuncia ai carabinieri e qualche mese dopo alla Guardia di Finanza, che poi ha presentato tutto alla Procura dei minori. Ma secondo lei non è stato fatto abbastanza, soprattutto da parte degli assistenti sociali. Non hanno fatto nulla per intervenire per mio figlio, per tutto quello che ha subito, se non che buttare addosso di tutto di più a me e anche a mio figlio. Mentre il ragazzo che avrebbe abusato è stato mandato via quasi subito, il figlio della donna è in attesa di essere trasferito in un'altra comunità. Motivo, sembrerebbe, dell'immediata convocazione. Mio figlio ha sempre chiesto di poter entrare, di ritornare a casa. Quello che mio figlio ha chiesto, voglio che si verifichi. Mio figlio deve venire a casa con un buon supporto psicologico e non è mia intenzione lasciar perdere tutto quello che ha subito. Io mi sono ripromessa che a qualsiasi costo qualcuno dovrà passare sopra di me, ma la verità deve venire fuori tutta in nome di mio figlio. Solo questo chiedo, solo questo. Ora parliamo di autonomia, perché il giorno dopo lo scontro Lega 5 Stelle il governatore del Veneto Zaia rincara, arrabbiato ma non rassegnato, dice. Nessuno strappo nel governo, la riforma si farà in tempi brevi, anzi brevissimi. Il premier Giuseppe Conte getta nuova acqua sul fuoco e garantisce che l'autonomia sarà presto realtà. Ma tra Lega e 5 Stelle la tensione rimane palpabile e la rabbia per lo stop imposto dai grillini non si placa. Rabbia, guardi, ma sicuramente sì, però non c'è rassegnazione finché ci sono io. Qui si parla di autonomia, non esiste che non si rispettano i veneti, non esiste che si viene meno alla parola data, visto considerato che 2.328.000 veneti hanno celebrato un referendum, ci sono andati e quindi è giusto che arrivi la risposta. Punto e basta, non ho altro da aggiungere. Presidente del Veneto che si attendeva dopo la firma del contratto di governo un iter più spedito per l'autonomia, caposaldo del programma leghista. Sinceramente tutti ci aspettavamo una velocità un po' più diversa, però è pur vero che adesso lo devono portare a casa. Se questo governo non porta avanti l'autonomia vuol dire che tutti abbiamo perso e arriverà qualcun altro che poi la porta avanti, ma io tifo perché sia questo governo, il nostro governo, a fare l'autonomia. Il premier Conte è tornato a mettere l'accento sull'interesse generale da salvaguardare da nord a sud. È un'opportunità che vogliamo offrire alle regioni che lo richiedono, a tutte le regioni, ma in un quadro di sostenibilità, compatibilità con gli interessi che rimangono nazionali, lo vorrei sottolineare. Inutile mettere sempre davanti la carota degli interessi nazionali, perché nessuno lede gli interessi nazionali e l'unità nazionale con questo progetto. Piuttosto mi aspetterei qualcuno che dice: ma com'è possibile che in alcune regioni del sud ho i cittadini che sono obbligati a fare le valigie e andare a curarsi fuori regione, andare in viaggio per curarsi? A lei sembra normale che bisogna andare in treno, in pullman, in macchina, in aereo fuori regione per curarsi? Se accadesse in Veneto io non esisterei neanche più. Le sembra normale che i ragazzi del sud abbiano meno possibilità di formarsi nelle scuole rispetto ad altri ragazzi? Che cos'è? Colpa di chi va bene? Se mal comune è mezzo gaudio, io mi chiamo fuori da sta roba. Allora, fatto salvo che l'interesse nazionale è rispettato, dateci l'autonomia. E mentre slitta dunque nuovamente la discussione sull'autonomia, CNA presenta uno studio con numeri importanti per la nostra regione. Sentiamo. È imbarazzante, è incomprensibile. Nel contratto è scritto in maniera chiara, inequivocabile, che è priorità del governo attuare l'applicazione del 117 e 116 della Costituzione e sinceramente questo trattamento i veneti non se lo meritano. Questo è il commento del Presidente del Consiglio regionale all'indomani dell'ulteriore slittamento del tavolo sull'autonomia. E lo fa proprio nel giorno in cui vengono presentati i dati del settimo rapporto dell'Osservatorio economico delle 3 CNA regionali, Veneto, Lombardia e Emilia-Romagna. Quando abbiamo programmato questa data con CNA assolutamente non pensavamo di cadere in questa congiunzione astrale.
sono numeri chiari. Dobbiamo cercare di attivare all'interno della nostra regione quello che è una sinergia per promuovere lo sviluppo dell'impresa, lo sviluppo del territorio. Io credo che portiamo via qualcosa agli altri, anzi creando opportunità nel nostro territorio creiamo opportunità anche per il resto d'Italia. Io credo che se pensiamo che una regione, un'impresa sia capace di sviluppare economia, sviluppa economia per tutti. L'applicazione del regionalismo differenziato infatti comporterebbe un incremento dei bilanci di 9,9 miliardi di euro tra spesa diretta e fondi agli enti locali per le 3 regioni interessate. Sono circa 3,8 miliardi di euro che passerebbero appunto dallo Stato centrale alla gestione della Regione Veneto. Questo ovviamente avrebbe effetti positivi sul bilancio regionale, incrementerebbe di circa il 30%, ovviamente con maggiori risorse ci sarebbero anche maggiori competenze da gestire. Non solo. Abbiamo visto che la partita finanziaria delle risorse che si sposterebbero è importante, ma non è una cosa che scasserebbe a nostro avviso i conti pubblici, perché siamo nell'ordine di circa appunto 3,8 miliardi, di cui 2 sono rappresentati dai costi del personale del comparto scolastico. Quindi a costo storico questo si tradurrebbe semplicemente in uno spostamento di quello che viene gestito oggi dallo Stato, qui in Veneto, a una gestione diretta da parte delle regioni, senza alcun impatto negativo sui conti pubblici. Tra pochi giorni una nuova asta pubblica per l'area dell'ex Umberto I di Mestre accende le speranze di una riqualificazione urbana e in diversi sperano in un acquisto da parte del Comune. Quando il 14 luglio del 2008 chiuse anche il pronto soccorso e dopo circa un secolo l'ospedale Umberto I cessò la sua attività, in pochi avrebbero immaginato che più di 10 anni dopo questa enorme area nel cuore di Mestre fosse ancora in attesa di una destinazione. Le ruspe arrivarono l'anno seguente la chiusura e da allora il tempo pare essersi fermato. Anzi, col passare degli anni, il buco creato nel cuore della città ha assunto sempre più i connotati di un monumento al degrado e all'incuria. Ora l'asta pubblica fissata per il 16 luglio accende nuove speranze. È facile la svolta, nel senso che il prezzo è crollato, è veramente crollato. 50 milioni è stato venduto, 15 milioni al ribasso perché è già andata deserta una prima trattativa per l'acquisto. E il secondo motivo è che il Comune di Venezia in questo momento è veramente pieno di soldi, cioè soldi europei, soldi per le periferie. L'attesa tra i mestrini è grande, 5 ettari d'oro, per usare le parole di Boato, che rappresentano un'opportunità enorme. Potrebbero ospitare scuole, asili, negozi, parcheggi e aree verdi. Gli sguardi sono rivolti al Comune. In realtà dentro al Consiglio Comunale non ne hanno mai discusso e questo è grave. Questa cosa è grave perché un tema così grosso dovrebbe essere al centro del dibattito. Cosa serve un Consiglio Comunale se non dibatte di queste cose? Insomma. E da parte della Giunta sappiamo che c'è sempre questa paura di dire una cosa che non piace al sindaco e quindi c'è il silenzio, ma sappiamo anche che all'interno della maggioranza stessa molti, ma veramente molti sono d'accordo con noi. Dall'opposizione, al contrario, le voci si sono alzate. Monica Sambo, Nicola Pellicani ed Emanuele Rosteghin del Partito Democratico invitano apertamente l'amministrazione Brugnaro ad acquistare l'area e mettere fine al degrado. Non lo facesse, fatta salva un'altra asta deserta, potrebbe farsi vivo un privato. A quel punto bisogna far valere l'accordo del 2013 fra la vecchia proprietà e il Comune, che dice che al Comune deve andare la parte verde e i 3 edifici storici e cominciare da lì, almeno da parte del Comune, a fare qualcosa di concreto, e dall'altra parte ovviamente se il prezzo crolla deve crollare anche i metri cubi da costruire. Si parte questa sera confidando nel bel tempo, parliamo dell'Home Festival al Parco San Giuliano. Allora nel prossimo servizio i dettagli sulla viabilità con qualche consiglio. Al via la 3 giorni di festa e musica dell'Home Festival al Parco San Giuliano. 4 i palchi principali dislocati su 20 dei 70 ettari del parco, interamente a disposizione dell'evento con aree destinate a concerti, street food, giochi per bambini e bancarelle varie, con 10 punti di raccolta differenziata.
Oltre 200 gli agenti della Polizia Locale in servizio, insieme a Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza. 2 grandi parcheggi a disposizione. Raccomandiamo a tutti di consultare il sito dell'Home Festival per tutte le informazioni, sia viabilistiche sia di gestione all'interno dell'area, di utilizzare i parcheggi dedicati in questi 3 giorni, che sono il Palasport Tagliercio e il Palacque. Questi 2 parcheggi avranno per tutto il periodo della manifestazione dei bus navetta dalla manifestazione al parcheggio e viceversa. Sono stati intensificati anche gli altri corse autobus del trasporto locale proprio dedicati alla manifestazione e raccomandiamo ovviamente a tutti di utilizzare i mezzi pubblici il più possibile. In Porta Rossa, è un'informazione importante, è riservato un'area al parcheggio per velocipedi, motocicli e mezzi al servizio delle persone diversamente abili. Ci fermiamo per un piccolo break, rimanete con noi. Telegiornale di Antenna 3 Venezia, di nuovo in diretta. Ora parliamo del piccolo Joe, il bimbo di Piazzola sul Brenta, bisognoso di un delicato intervento a cui voi avete generosamente contribuito. Ecco, è uscito dalla sala operatoria, tutto è andato per il meglio. Vediamo il video che mamma Erika ha girato con lui in ospedale. Alle 10 ora della Florida, mamma Erika ha potuto dare un bacio al suo piccolo dopo ore di operazione. Ecco i primi istanti del piccolo Joe appena sveglio, già pronto a giocare con la mamma su quel letto d'ospedale troppo grande per un bambino della sua età. E quella come fa? Quella moto dove va? Quella moto dove va? Hai sonno? No. Guarda, e qui c'è Goldrake. C'è anche Goldrake sul letto di Joe a fargli compagnia assieme all'energia di tutte le persone che hanno accompagnato lui e la sua famiglia fino a questo punto. C'è spazio anche per una piccola merenda, ma la stanchezza e il dolore si fanno sentire sul nostro cucciolo di eroe. Hai mangiato che cosa? L'ovetto? Hai mangiato l'ovetto Kinder? Guarda che pancia grossa che hai fatto. Hai la pancia grossissima. Il messaggio che mamma Erika lancia via social è un respiro di sollievo dopo mesi di angosce e timori. Mio figlio è un vero uomo, dice la mamma con l'orgoglio di chi vede il proprio piccolo affrontare un percorso che farebbe paura a un adulto. Sui social tantissime persone hanno risposto all'annuncio della buona riuscita dell'operazione con un enorme abbraccio che sicuramente darà a Joe, mamma Erika e ai loro cari l'energia di cui hanno bisogno. A Venezia arriva una scuola dell'ospitalità e della cucina veneziana. Scopriamola insieme. Portare a Venezia i giovani ad imparare i segreti dell'ospitalità e della cucina italiana e veneziana, che non ha nulla da invidiare alle altre, anzi può giocarsi il primato in tutto il mondo. Il progetto è stato lanciato dal ristoratore Claudio Barbiero in Gran Viale, Lido di Venezia, che ci sta lavorando da tempo. La scuola di formazione dovrebbe attrarre giovani da tutta Italia e anche dall'Europa. Io sono nato con la cucina italiana, la mia professione è nata e cresciuta e ho avuto successo con la cucina italiana, soprattutto veneziana, e ci tengo a mantenere questa linea qua, che per me è una linea vincente. La concorrenza alla cucina nostrana però è sempre più serrata. Io mi sto accerchiando di cucine etniche, quindi della cucina cinese. Cioè, ci sono delle realtà qua vicino al mio ristorante che si stanno ampliando sempre di più con cucine etniche, quindi di diversa etnia. Abbiamo la cucina albanese, la cucina cinese, cucine messicane, adesso abbiamo una proposta di cucina russa. Parte così un appello ai giovani. La formazione dei giovani che vogliono seguire questo tipo di professione. Una professione che rende, una professione che dà molta soddisfazione, però ha bisogno di un'estrema preparazione. Barbiero elenca poi alcune eccellenze veneziane e ce n'è una in particolare che vorrebbe difendere a spada tratta, il mercato di Rialto. Per quanto ne so io, è il mercato che come quantità e qualità di pesci in genere, molluschi, crostacei e pesce, è quello che offre di più come gamma
in tutto il mondo. Molti gli ambasciatori della ristorazione che il mondo ci invidia e che potrebbero far parte di questa nuova scuola, da Enrico Cipriani a Eligio Paties, da Luca Prader a Lionello Cera e molti altri disponibili a svelare alcuni, se non proprio tutti, dei segreti della loro ristorazione di successo. E questa potrebbe essere anche un'occasione di indotto e rilancio economico nuovo. E ora parliamo della Fondazione Querini Stampalia perché per i 150 anni è inaugurata una mostra sulla vita del suo fondatore. Dopo la messa con il patriarca Francesco Moraglia sono entrati nel vivo a Venezia le celebrazioni per i 150 anni della Fondazione Querini Stampalia, tra le più importanti istituzioni culturali cittadine. Una ricorrenza importante sottolineata con un convegno e una mostra che rimarrà aperta fino a dicembre e si potrà dunque visitare anche nei prossimi mesi, dedicata proprio alla vita di Giovanni Querini Stampalia, il suo fondatore, a 150 anni dalla sua morte e alla quasi contemporanea costituzione della fondazione a lui intitolata. Le parole del presidente della fondazione Marino Cortese. 150 anni fa moriva il 25 di maggio Giovanni Querini Stampalia, un imprenditore agricolo industriale importante e l'ultimo esponente di una grande famiglia patrizia veneziana. Ha lasciato una fortuna immensa, soprattutto ha lasciato la sua casa dove noi ci troviamo oggi, il palazzo, con tutto quello che conteneva. Il Presidente ha poi ricordato alcuni tratti importanti del benemerito fondatore. Ha lasciato tutto perché si facesse un museo, una biblioteca aperta al pubblico, quindi non un circolo privato come usava, è aperta nei giorni e nelle ore in cui le biblioteche pubbliche sono chiuse. Cioè ha dimostrato una enorme apertura alla modernità. Seguiranno molti altri incontri ed eventi per sottolineare questo storico compleanno. Mostrarlo ad esempio di una filantropia intelligente, una filantropia colta, non banale, che ha dato un grande servizio alla città. Il suo testamento è un grande documento politico e culturale che va letto e studiato perché rappresenta il modo corretto di fare cultura oggi nel nostro tempo. Ecco qualche cenno sulla mostra da chi l'ha preparata e allestita con il coordinamento della direttrice della Fondazione Marigusta Lazzari e della responsabile della biblioteca, Cristina Ceregon. Il racconto che abbiamo voluto costruire con questa mostra su Giovanni ripercorre un po' il racconto che abbiamo fatto in realtà durante gli interventi del convegno, cioè raccontare il Giovanni in pratica che durante la sua esistenza ha toccato, si è circondato, ha voluto approfondire determinati argomenti. Si parlerà di autonomia bloccata a 20:10 in studio Riccardo Barbisan della Lega e Nicola Talmi della CGIL. A me non rimane che salutarvi e ringraziarvi per l'attenzione e lasciarvi alle previsioni del tempo per domani. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Tempo sostanzialmente buono sul nostro territorio, anche se non mancherà una lieve instabilità. Vediamo dove nel dettaglio di sabato 13 luglio. Sul Veneto al mattino sarà soleggiato dappertutto. Dal pomeriggio sarà possibile qualche veloce acquazzone sui rilievi alpini che localmente potrà estendersi fin verso le pianure limitrofe, tuttavia meno probabile sulle aree costiere. Migliorerà ovunque già entro la serata. Temperature stazionarie con clima piuttosto mite, minime comprese tra 15 e 20 gradi, valori massimi invece tra 26 e 28 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Il cielo sarà poco nuvoloso al mattino, col passare delle ore avremo i consueti temporali sulle Alpi, in sconfinamento anche alle aree pianeggianti limitrofe e anche fin verso le coste. Temperature minime tra 17 e 21 gradi, massime comprese invece tra 25 e 27 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, dove prevarrà un tempo stabile al mattino, poi vediamo saranno possibili dei fenomeni instabili soprattutto sui settori alpini di confine.
Temperature minime tra 16 e 18 gradi, massime tra 27 e 28 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.